Chirurgia estetica, danni e risarcimento. Parte 1. Il rischio della chirurgia estetica eseguita da professionisti non qualificati. È sempre crescente la quantità di professionisti nel settore medico che si dedicano alla chirurgia estetica. D'altra parte, è sempre crescente la quantità di pazienti che lamentano complicanze derivanti dall'attività di operatori privi della preparazione adeguata per eseguire gli interventi di chirurgia estetica. In tale contesto non è raro che si verifichino seri danni alle persone, alle quali spetta valutare se rivolgersi a un avvocato per chiedere un risarcimento dei danni e soprattutto se sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico correttivo. È necessaria una breve premessa sulla differenza tra chirurgia plastica, chirurgia estetica e medicina estetica. La chirurgia plastica ha lo scopo di correggere o ricostruire e ripristinare la funzionalità di organi o apparati alterati morfologicamente a causa di malattie degenerative, patologie deformanti, traumi, lesioni, malformazioni congenite. La chirurgia plastica è suddivisa in chirurgia riparativa, che tende a ricostruire una condizione somatica preesistente gravemente deteriorata da infortuni della più svariata eziologia. Ad esempio, un sinistro stradale oppure un intervento demolitivo per curare patologie, come una mastectomia. Chirurgia ricostruttiva necessaria per correggere imperfezioni naturali gravemente pregiudizievoli per la vita di relazione, per quella affettiva e o professionale, oltre che, a volte, anche per la salute dell'interessato. Gli interventi di chirurgia plastica eseguiti con maggior frequenza negli ultimi anni sono la correzione delle cicatrici, ricostruzione mammaria, ad esempio a seguito di una mastectomia. La chirurgia estetica è una species del genus chirurgia plastica, che si pone l'obiettivo di modificare e migliorare dal punto di vista estetico determinate aree del corpo umano, attraverso interventi mirati. La chirurgia estetica coincide con gli interventi che sono rivolti a correggere quelle imperfezioni che per il paziente sono motivo di disagio. È una chirurgia anch'essa curativa, equiparabile agli interventi di chirurgia plastica ricostruttivo-riparativa e, per riflesso, alla più generale chirurgia ordinaria. Gli interventi di chirurgia estetica eseguiti con maggior frequenza negli ultimi anni sono la mastoplastica addittiva e riduttiva, mastopessi, blefaroplastica, rinoplastica, addominoplastica. La medicina estetica permette di eliminare o migliorare gli inestetismi del corpo attraverso tecniche non chirurgiche, ad esempio botulino e filler. Legislazione e mancanza di regolamentazione. In Italia, nel settore privato, chiunque sia laureato in medicina, anche se non specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, è autorizzato a eseguire interventi di chirurgia estetica e plastica, nonché trattamenti di medicina estetica, anche se non ha frequentato o concluso il relativo percorso formativo specialistico. Anche un laureato in medicina che abbia frequentato un corso di specializzazione in tutt'altro ambito, ad esempio in gastroenterologia, o che addirittura non si sia specializzato affatto, è autorizzato a svolgere l'attività di chirurgo estetico. Non è così per l'anestesiologia e la radiologia. In diversi contesti ciò tende a non accadere. Chi abbia necessità di un intervento alla retina si affiderebbe senz'altro a un medico specialista in oculistica, non a chi si sia semplicemente laureato in medicina. Con riferimento agli interventi di estetica, nonché ai trattamenti di medicina estetica, tale scenario, tutt'altro che ottimale, si verifica in concreto in ragione dei significativi guadagni connessi a tali pratiche. In Italia manca una legge che normi questo tipo di attività. De iure condendo si potrebbe considerare di prendere a modello il paradigma previsto per il sistema sanitario nazionale, in base al quale la specializzazione è presupposto per l'attività medica corrispondente, ed estenderlo anche al settore privato. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità medica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.